quando sono Presidente del Consiglio. E mi fa piacere per tanti motivi. I motivi li abbiamo ascoltati negli interventi che mi hanno preceduto, cioè l'importanza straordinaria di questa area metropolitana, oltre che della città di Catania, per lo sviluppo della Sicilia e del Sud. I motivi sono anche motivi poi di rapporti antichi, di amicizia con il sindaco, che voglio ricordare questi rapporti antichi non solo le amicizie nella vita sono sempre importanti, ma anche perché, come si può vedere dalla galleria dei ritratti che si vede arrivando in queste sale, l'impegno di Enzo Bianco in questa città, per questa città, è un impegno che dura veramente da tanti anni e che testimonia indubbiamente, oltre che di una capacità, di una tenuta fisica e politica notevole, anche di un amore straordinario. Serve molto, credo, al nostro Paese, non solo da parte dei sindaci nei confronti della loro città, ma da parte di chiunque governi o rappresenti il Paese anche con responsabilità nelle istituzioni, con responsabilità nel mondo economico, nel mondo sociale. Questa capacità di mettere davanti a tutto l'orgoglio della propria città, lavori per la propria città e per il proprio Paese. Noi ne abbiamo un bisogno straordinario in questo momento in modo particolare, di ricordarci di quanto l'Italia sia un paese ricco di opportunità e straordinariamente ricco di potenzialità, e quindi dobbiamo volergli bene almeno quanto Enzo negli ultimi 25 anni. Prima si vedeva una sua foto con Carlo Ciampi, abbastanza ragazzino, il sindaco Bianco. Quindi avere questa dedizione, questo amore per il nostro Paese, credo sia molto